Il noalese Paolino Libralato si è svelato al pubblico venerdì 3 settembre in occasione della tappa annuale della rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, promossa dalle Pro Loco del Decumano. Noale, gli amici lo conoscono, quelli coetanei, alcuni appassionati d'arte, molti invece non lo conoscono, eppure lui è conosciuto in tutti i teatri del mondo. È uno degli ultimi scenografi, degli ultimi pittori di scena, ovvero coloro che dipingono a mano, dei grandi veri artisti, che dipingono a mano metri e metri di superfici, di quadri che poi diventano gli allestimenti, le scenografie dei più grandi spettacoli di balletti, lirica di tutti i teatri del mondo. Quindi è davvero un personaggio straordinario, di una grande cultura. È un artigiano, noi diremo anche artista, ma lui preferisce chiamarsi artigiano perché veramente il suo è un lavoro fatto di mani, di cultura, perché conosce l'arte, in particolare il canaletto da cui ha preso ispirazione, e conosce anche, ovviamente, ci mette anche il cuore, la passione. Ma chi è questo artista? In che cosa consiste il suo lavoro? Nel mettersi in gioco, creando dei sogni. Mi vengono raccontati, mi vengono proiettati, mi vengono comunque scritti, disegnati, delle scenografie dipinte su tela e tulle, come si faceva tanti anni fa, e su questa bidimensionalità si gioca tutto, nel senso che l'Hernani, Rigoletto, tutto è bidimensionale, almeno una volta era quasi tutto bidimensionale, quindi con la pittura cerchiamo di dare veramente un messaggio poetico. Deve essere una buona pittura, però non può essere più quella pittura che si faceva qualche decennio fa, più o meno con bravi artigianotti, però bisogna mettersi veramente d'impegno. Ovviamente adesso i progetti che mi danno da realizzare sono molto, tra virgolette, difficili, perché se una volta lo scenografo disegnava a matita, faceva il castello, il paesaggio, ora non è più così, perché usando le tecnologie scaricano migliaia di immagini della storia dell'arte, quindi arte figurativa, e mi propongono già dei progetti storici, a volte sono dei sudari quasi, sono delle sovrapposizioni di immagini, quindi mi si è anche triplicato il lavoro e dobbiamo ingrandire enormemente questi sogni. Il problema è quanto riusciamo a dilatare con la pittura e che questa regga l'urto della dilatazione, perché diventa banale, diventa brutto, se poi illuminato in scena diventa tutto bianco, con un lenzuolo dipinto male, no, è meglio fare una proiezione allora. È un lavoro artigianale e l'artigianato è la nostra grandissima forza, è che purtroppo l'arte, le mode, il Novecento è stato non molto considerato.